È arrivata la trebbia e adesso andiamo da Valduzzo, dove c'è il campo. Ok, andiamo ad attaccare il rimorchio adesso. Ce lo tiene un vicino, quindi abbiamo un po' di strada da fare. Ah, qua ho anche appena tagliato l'erba, ragazzi. Ho anche gonfiato le gomme alla bici, adesso andiamo. Eccolo là, là sta il rimorchio. Ok, adesso ci giriamo e andiamo verso casa. Poi cambiamo macchina, ovviamente. Avanti, là c'è la trebbia e adesso andiamo. Questa la trebbiamo o nel prossimo video, non lo so, perché adesso bisogna vedere, perché questa fa 11,3 di umidità, poi con la trebbia va su a 13,5, quindi c'è il rischio che non ce l'accettano se va su a 13,5. Quindi aspettiamo, vedremo, perché vedete che ci sono questi angoli che non si sono seccati. Quindi ragazzi, se sapete il perché, scrivete nei commenti perché non si sono seccati, se sapete. E va bene, adesso facciamo cambio macchina, attacchiamo il silver, attacchiamo il Same Silver, lì c'è la pompa e facciamo il cambio. Fatto il cambio di macchina e adesso partiamo. Porca miseria. Bene, ok. Si sentirà anche dal sound, là c'è lo specchietto del silver, eccolo là. La trebbia, se non sbaglio, o è già partita o sta partendo, non mi ricordo. No, sta partendo adesso. Ok. Ok ragazzi, vi porto con me col telefono così sulla bici. Sì, c'è l'inquadratura che vibra un po', lo so. Faccio così, tanto per stabilizzare un po', anche se non so quanto venga stabilizzato, ma va bene, ci proviamo. Vedrete tutte piccole clip ragazzi, perché a fare un video unico poi si sbaglia, io tiro una bestemmia perché sbaglio, non c'ho voglia di bipare, quindi faccio piccole, aia, porca miseria, faccio delle piccole clip. Ho visto che ha fatto quasi 10k visual, anzi le ha fatte 10.000 visual, la trebbiatura, quindi dove vi è piaciuto adesso ve ne porto un altro. Anche se magari è stato un caso, io comunque ve ne porto un altro. Tanto finché non arriva il PC nuovo con la 4060 Ti non si fa un cazzo. Madonna che spolvera che fa quella soia lì. Questa soia qua non so quanta polvere farà quando la trebbieremo. Trebbieranno, più che trebbieremo. Che già solo passarci vicino a pestarla un attimo mi fuori una polvere assurda. Vedremo. Beh ragazzi, vi faccio un taglio e ci sentiamo quando la soia va. Ok, siamo arrivati, la trebbia è partita. Che caldo, cioè ragazzi saranno 40 gradi forse. Beh no, forse no, 40 no, ma buoni 35, 34, percepiti 40, mi sto cuocendo. Questa è la soia in cui oggi vi ho fatto lo short e non è per niente bella purtroppo. Oh guarda che bella, quella è la nuova 410 del terzista Andrea Gassa. Dato che ho visto che qualcuno ha indovinato chi era il terzista. Quella è la nuova 410 acquistata quest'anno, usata, da come ho visto, e va bene. Sono in bici, quindi le persone non sono stabili, ecco perché vedete che riprendo a destra a manca, ma adesso mi fermo perché mi sono rotto. Ecco il silver qua.
qua genio io che si doveva girare, ma va bene. Ok, ci sono. Ok, questa è la soglia, non gli abbiamo mai dato acqua perché qua siamo distanti, quindi si può far poco purtroppo. Vedete, questa è la soglia, tante teghe vuote e baccelli piccoli miei, ma vedremo cosa verrà fuori.
adesso tiri la polvere bene, meglio così. Mamma, il Trinzio, senti che bastonata, mamma. Guarda come salta quel ruare. Il ruare della cosa, quando i passaggiani diserbare. Mamma, il Trinzia.
No. È già una barra più larga ancora. Sì. E il GA la Cressoni da... non ricordo se sia metri o 7 metri, mi pare sia tipo 6,20. Le garzette che si contendono le cavallette nel frattempo. Madonna mia, che disperazione. Dai che abbiamo quasi finito. C'è un GG che sta passando. Bello. Hanno finito appena di seminare le cipolle. Ultima fetta e abbiamo finito.
Niente ragazzi, non si va a portare in cooperativa, 5 quintali ha fatto, niente, non è stata mai barata, difatti la soia, un disastro, nulla è venuto fuori. Cimici del Menga. E niente, fatti 5 quintali e basta. Allora, 5 quintali abbiamo fatto, madonna mia, tutto stretto qua. Vabbè, stavo dicendo ragazzi, abbiamo fatto 5 quintali e basta. C'è tanto per tenere occupata la terra, sapete, qua non arriva l'acqua e allora viene fuori porcheria. Ho dato una soffiata alla barra del Trevi perché sennò perdeva tanta di quella polvere, perché la soia fa una polvere dannata. E va bene, niente ragazzi, noi abbiamo deciso che neanche la portiamo in consorzio, cioè per 5 quintali è una... spendiamo più di gasolio e scaldiamo, non facciamo neanche in tempo a scaldare il motore, che di arrivare là e tornare, cioè neanche ne vale la pena. Quindi quando trabbieremo quell'altra soia porteremo tutto in consorzio, allora lì farò recap finali. Qua non ci metto niente, qua la Lexion fa fatica a passarsi e la 410, la 430 è un pelo più larga, mi sa, o sempre... no, forse siete su telaio, scrivetelo nei commenti se lo sapete, usiamoli per qualcosa sti commenti del cavolo. E va bene, niente, magari sto un po' più distante. Ho trovato anche questo trencino che non si apre, è andato, vabbè, io ve lo porto a casa, fa sempre comodo. Può sempre tornarmi comodo ragazzi, me lo riparo, è buona. Sono prese quelle spolverate per le riprese, mamma mia. E vabbè, questo è d'altro per YouTube. No, scherzo. Vabbè, non che col frumento non mi sono preso una spolverata ragazzi, ero tutto rosso la mattina dopo. Ero tutto rosso la mattina perché mi sono grattato come non so cosa. Eccolo lì, quei due campi lì più avanti di soia sono i nostri, quelli di casa. E ragazzi, quando trabbieremo questi farò tutto il video completo e porteremo via tutto, basta. Non stiamo a andare via per 5 quintali scarsi. Ma poi non mi hanno neanche... ascoltato, vabbè, no, non hanno neanche dato acqua quando
stava facendo ciccian la tega della soia. Quando la tega della soia stava iniziando a fare i semi, che lì ci voleva acqua per farli venire grossi, niente, lì non è stata data acqua. Motivi che decide il vecchio, il nonno decide. Lì c'è mio papà che sta tagliando al posto mio per una volta, e qua c'è la soia. Questa è tutta da trebbiare, ma adesso fa 11:03, aspettiamo che venga più secca, altrimenti rischiamo qua da sopra 13,5 e poi lì che sono cazzi. Eccola qua, vedete tante teghe, stracarica di teghe anche di qua, ma niente, tanto carica di teghe, ma la maggior parte sono vuote. Bene, e va bene. Quindi ragazzi, con questa bellissima Lexion 410 concludo il video e ci vediamo, spero, nella prossima parte del video, se riesco a registrarla, perché devo venire giù in bici, vabbè, pedalata sentita, ma in bici da Brendola fino a Sossano, da queste parti qua. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!